Sono Giacomo Vannelli, vengo da Cortona in provincia d'Arezzo e ho 23 anni. Quest'anno è il secondo anno che partecipo al campionato italiano barristi. L'anno scorso mi sono classificato quarto, quest'anno sono riuscito a vincerlo e quindi rappresenterò l'Italia al mondiale dal 9 al 12 giugno che si terrà proprio a Rimini. Quindi è una responsabilità abbastanza importante, speriamo di fare bene. La mia gara è stata una gara diversa, diciamo, che ha colpito il giudice. Ho portato 2 caffè in un blend. Questo blend è stato invertito dall'espresso al cappuccino per esaltare note diverse. Nella terza bevanda invece ho presentato questo oggetto che è stato brevettato in anteprima mondiale, che è un Blend Wheel System, è un BWS, è una ruota che si mette all'interno del filtro. Mettendo i 2 caffè diversi, girando la ruota, si possono creare miliardi di blend differenti, quindi uno in modo in cui regolarizza questo angolo si creano blend diversi. Questa è un'iniziativa che sta già facendo parlare tutto il mondo, ha incuriosito molto e con soltanto 2 pezzettini di acciaio abbiamo esaltato la creatività di un barista che potrà giocare molto di più con un blend. Questo i giudici se ne sono accorti, hanno premiato la mia creatività insieme a un caffè di alto livello e sono molto contento, spero di fare bene per me, per la mia famiglia, per tutti quelli che mi vogliono bene e anche per il mio paese, perché sembra fuori moda ma ancora patriottico, ecco.